Grazie per avermi invitata. Mi fa molto piacere vedere che c'è tutta questa vitalità nel Veneto, che c'è una motivazione forte ad approfondire tematiche psicologiche anche ad ampio raggio. Per quanto riguarda psicologia contemporanea, io ho lavorato a questa rivista in realtà dal 1975, quindi non è tanto la direzione degli ultimi anni che conta, quanto nell'arco di tutto questo tempo, insieme ai colleghi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, di fare una divulgazione però sempre scientifica. Adesso le cose sono cambiate, non sono più sicura che le cose abbiano questa base di scientificità, cioè in realtà c'è stato un colpo di mano, un colpo di mano per cui l'idea è quella di rendere più pop, di rendere più popolare la rivista, come se ce ne fosse bisogno, dato che ci sono già tante riviste che fanno psicologia in maniera popolare. Comunque la cosa è passata in altre mani, senza che fosse stato, questo lo voglio dire perché bisogna stare attenti a questo tipo di scelte, di decisioni che sono un po' un passo indietro. Insomma, per 43 anni si è cercato sempre di mantenere un certo standard scientifico, poi all'improvviso la proprietà si è riappropriata senza passare attraverso il comitato scientifico, mentre qualsiasi decisione presa in quei 43 anni era sempre passata attraverso il comitato scientifico. C'era questo rispetto del comitato scientifico che praticamente è stato azzerato e sostituito così non si sa in base a quali principi, ma insomma vabbè, sono cose che capitano, non sempre si va avanti, a volte si torna indietro. Allora io cercherò di fare un discorso più generale sugli aspetti sia positivi che negativi di questa innovazione. È vero quello che diceva il Presidente, che è in corso un cambiamento epocale di questi ultimi anni. Per esempio fino a 10 anni fa la gente non aveva lo smartphone. Adesso quando vai in treno, in metropolitana, da qualsiasi parte, vedi che la maggior parte delle persone digita su questo smartphone, e lo fanno anche i ragazzini, e prendono fotografie, eccetera. Quindi è proprio cambiato lo stile di vita. Cioè questo oggetto è diventato una sorta di oggetto totemico, diciamo, che uno deve sempre avere in mano e ci deve sempre fare qualcosa, anche cose completamente inutili. e ci si aspetta si aspetta che arrivi un messaggio, si è in tensione perché si vuol mandare messaggi e così via. Quindi ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Io partirei da una definizione che mi pare molto buona. Diciamo, se paragoniamo l'acquisizione della conoscenza a un viaggio che i giovani devono compiere insieme agli adulti, agli anziani, oggi, come nota questo sociologo francese che si chiama François de Singly, ci troviamo di fronte a due tipi di viaggio. Il primo è quello classico, è quello tradizionale, basato appunto sulla trasmissione del sapere, che è andato avanti per millenni, non per centinaia d'anni, ma proprio per millenni, secondo un modulo di tipo lineare. Cioè si tratta di un percorso in cui il giovane è guidato dall'anziano, dall'adulto, da quello che detiene il sapere, no? E l'adulto questo viaggio l'ha già fatto, sa quali sono le cose importanti, quali sono le cose da trasmetterle e come. Quindi l'adulto si colloca nella posizione di colui che sa, di colui che in base agli studi che ha fatto, in base all'esperienza che ha accumulato nel corso degli anni sa. Il giovane si trova invece nella posizione di colui che non sa ancora tante cose e che deve imparare. Questo ha comportato fino a poco tempo fa anche un rispetto nei confronti degli anziani, perché gli anziani sono i detentori del sapere, insomma. Le cose hanno incominciato un po' a modificarsi già nella prima parte del Novecento, perché già in quella fase sono comparse tante innovazioni di tipo tecnologico, e già Margaret Mead, l'antropologa Margaret Mead, notava
che c'era appunto il rischio di un capovolgimento, nel senso che il giovane dice ok, tu sai tante cose che ti sono state trasmesse dalle generazioni precedenti, però non hai mai vissuto nel mondo in cui vivo io. Nel mondo in cui vivo io, e quindi ti sfuggono alcune cose. E questo sembra diventato ancora più vero oggi, dove appunto i nativi digitali si muovono nel mondo dei media in maniera molto più disinvolta e molto più sciolta di quanto non si muovono i loro genitori e i loro nonni. Ecco, questo ci porta appunto a considerare il secondo tipo di viaggio, che invece è basato in gran parte sulla scoperta. Qui anche l'adulto si avventura in terreni inesplorati, cioè non soltanto il giovane. Se noi pensiamo a tutta l'innovazione tecnologica della comunicazione, constatiamo questo, cioè io per esempio ho trovato queste tecnologie soltanto a partire da una certa età, non ci sono nata, le ho trovate. Io mi ricordo quando sono andata negli Stati Uniti negli anni 60 e mi hanno fatto vedere un computer all'interno di un'università. Questo computer occupava 2 stanze come queste, 2 stanze enormi. Adesso il computer è questo qui. Vabbè. Ma non solo, il computer è nello smartphone che tu tieni in una mano. Quindi questo ve la dice lunga, cioè per tanto tempo io ho lavorato con le schede perforate, per esempio, si faceva il lavoro su quella carta. Ci sono stati tantissimi passaggi e grazie a Dio io li ho seguiti tutti quanti, quindi adesso mi trovo abbastanza bene, però mi rendo conto che i ragazzini di 14-15 anni che hanno già trovato queste tecnologie alla nascita sono più disinvolti. Perché io ho dovuto sopprimere una serie di abitudini che avevo, diciamo, passare alla tastiera mentre io ero abituato a usare la penna sempre in ogni momento e così via, e tante altre cose. Insomma, poi ti modifica anche il modo di scrivere, il modo di pensare. Quando si scriveva con la macchina da scrivere, per esempio, poi sbagliavi, dovevi col bianchetto, oppure rifare completamente la pagina, riscrivere completamente la pagina. Qui invece semplicemente sovrapponi la frase corretta a quella sbagliata e vai molto più veloce. Ecco, la velocità è una delle caratteristiche. Allora, diciamo che anche gli adulti oggi, che sono in questa metà del guado, in questa fase di passaggio, diciamo, anche loro fanno apprendimenti basati sulla scoperta, apprendimenti che non seguono dei percorsi lineari. In questo secondo tipo di viaggio la conoscenza non è codificata secondo le categorie tradizionali, e così che spesso si procede per tentativi. Io vedo i miei nipotini prendono subito in mano, che io cerco sempre di bloccarli, mi rovino il computer, eccetera, eccetera, però poi stranamente loro trovano, cioè fanno 2 o 3 tentativi e trovano subito, mentre chiaramente io nella mia mente ho dei percorsi mentali differenti. Ecco, non è che in passato questo tipo di viaggio nella conoscenza non esistesse, cioè molte delle scoperte scientifiche, mediche, geografiche, alimentari per esempio e così via sono avvenute per prove ed errori, per tentativi, oltre che per progetti razionali e così via. Oggi però col subentrare del digitale questo tipo di viaggio nella conoscenza ha preso ancora più forza, perché in internet non c'è un percorso univoco, non c'è un ordine lineare di apprendimento. Ecco, questa è la grossa differenza. Quindi è talmente diverso il viaggio in internet rispetto a quello tradizionale della trasmissione del sapere, che spesso e volentieri appunto le posizioni si invertono. Appunto vediamo che i nativi digitali insegnano agli adulti, ai genitori, ai nonni, no? Come muoversi in rete, insegnano le abilità, i trucchi. Io dai miei nipotini imparo, dico non ci avevo pensato a questa cosa. E perché loro non hanno remore, perché non hanno degli apprendimenti precedenti che hanno modellato la loro mente in un certo modo su come accedere alla conoscenza, e loro saltano da un contesto all'altro più facilmente. Per cui qualcuno ipotizza addirittura che si possa verificare una trasformazione del ruolo dell'insegnante.
diciamo, se fino a 50 anni fa il ruolo dell'insegnante consisteva grosso modo per l'80% nel trasmettere delle conoscenze e nel 20% nell'aiutare i giovani a organizzarle, domani queste percentuali potrebbero invertirsi. Cioè la trasmissione del sapere da parte dell'insegnante potrebbe diventare il 20% perché si trova già tutto in internet, poi vedremo che però ci sono dei limiti, insomma. E mentre il ruolo principale dell'insegnante potrebbe essere quello di aiutare i giovani a mettere ordine nelle informazioni. Ecco, quindi potrebbe cambiare, cioè l'insegnante affiancata da queste tecnologie, da questo nuovo mondo virtuale, digitale, eccetera, potrebbe cambiare il suo ruolo. Quindi è in atto un cambiamento epocale che viene anche ad alterare i rapporti tradizionali e quindi apre nuove questioni. Quali sono questi nuovi interrogativi? Fino a che punto è opportuno questo capovolgimento? Che i giovani ne sanno più degli anziani e potrebbero anche perdere di rispetto nei confronti degli anziani. Tu non sai quello che so io, tu non mi puoi insegnare niente di interessante. C'è un po' il rischio di questo, un po' si sente ogni tanto, no? C'è il rischio che i giovani anche si perdano però in questo mondo virtuale. L'altro interrogativo è l'utilizzo eccessivo delle tecnologie. Potrà essere equilibrato da una buona educazione oppure assorbirà completamente i giovani con la sua fascinazione, perché poi è estremamente affascinante questo mondo, ci trovi di tutto, ti muovi rapidamente, salti da una cosa all'altra, vieni raggiunto da amici i quali mettono like su una fotografia che tu hai postato, eccetera. Quindi c'è tutta anche una gratificazione di tipo narcisista, no? Altro interrogativo, le infinite informazioni che troviamo in rete ci aiutano a fare delle buone scelte oppure ci confondono? Quando io ero ragazzina il problema era la mancanza di stimoli, non sufficienti stimoli. Questo tanto che si diceva si nasce intelligenti e poi si diventa stupidi per mancanza di stimoli sufficienti in alcuni contesti, in alcune zone, eccetera. Oggi invece abbiamo il problema contrario, cioè un eccesso di informazioni, un eccesso di stimoli, un eccesso di notizie, tanto che alla fine si può creare una situazione caotica che uno non sa più cosa scegliere, anche perché il nostro cervello ha bisogno sempre di mettere ordine, insomma, cioè è un'esigenza nostra di dare un ordine, di dare un senso e così via. Già lo vediamo nei bambini piccoli, questa esigenza di senso, insomma, di interpretare le cose, di chiarirne il significato, altrimenti così uno si perde. Allora, ultima interrogativo, le nuove forme di socializzazione possono sostituire quelle tradizionali? Ecco, il quadro, come vedete, è complesso e sicuramente un primo punto importante è che gli adulti imparino a muoversi nella rete. Bene, io mi sono sforzata di star dietro con una certa fatica, insomma, modificando abitudini, però vedo che ci sono alcuni miei contemporanei, diciamo, della stessa età che, diciamo, assolutamente hanno rifiutato di seguire queste nuove tecnologie, continuano a scrivere con la penna, con l'inchiostro, eccetera, secondo i loro tempi, e così. Perché se perdi un passaggio poi diventa difficile, insomma, recuperare, eccetera. Quindi io, soprattutto gli insegnanti, i genitori, gli educatori, gli psicologi, eccetera, devono assolutamente aggiornarsi, capire bene che cosa i ragazzi fanno in rete, perché ci sono dei vantaggi e ci sono dei rischi, ci sono delle luci e ci sono delle ombre, naturalmente. Cioè i vantaggi rapidamente tutti noi li conosciamo, cioè le nuove tecnologie servono per lavorare, fare ricerche, informarsi, divertirsi, organizzare viaggi, tutto si può fare attraverso nuove tecnologie, non c'è più bisogno di ricorrere alle agenzie. Io mi ricordo che in passato, quando volevo fare un viaggio in zone che non conoscevo, mi rivolgevo all'agenzia, adesso no, adesso vado direttamente sul computer, su internet, seguo certe logiche lineari, tutto sommato abbastanza semplici e così via, insomma.
E c'è anche naturalmente la possibilità di socializzare, poi ce ne parlerà la dottoressa Mason, che questa nuova forma di socializzazione che ovviamente è diversa dalla socializzazione faccia a faccia, però qui c'è una grossa diversità, sono modi di socializzare differenti. Cioè certe cose, se io di fronte a una persona non riesco a dirgliele certe insulti oppure opinioni poco carine e così via, è molto più facile scriverle, digitarle sul computer, proprio perché non hai presente quella persona. Ecco perché poi molte persone si lasciano andare, insultano eccetera, proprio perché non c'è il feedback anche del linguaggio non verbale dell'altra persona. Manca completamente il linguaggio non verbale, che ha un'altissima significanza, diciamo, non è a volte molto più significativo del linguaggio verbale. Però bisogna ammettere che magari un giovane, un ragazzino, un preadolescente, un adolescente che non riesce a trovare tra i suoi coetanei degli interlocutori, ne può trovare altri in rete, quindi ci sono tutti i pro e i contro, insomma, che sono più affini a lui, che hanno un interesse in comune, che ne so, si interessa di astronomia o altre cose, insomma, quindi può fare scambi, può anche trovare dei compagni di gioco, perché ci sono tantissimi giochi in rete. Tra l'altro non tutti i videogiochi sono condannabili, non tutti i videogiochi sono violenti, non tutti i videogiochi sono ripetitivi, ci sono dei videogiochi in cui l'eroe uccide, distrugge, e ci sono dei videogiochi in cui l'eroe invece salva e costruisce. Io mi ricordo, adesso ce ne saranno altri perché appunto bisognerebbe sempre stare dietro e aggiornarsi, ma mi ricordo questo The Age of Empire, dove l'obiettivo era di costruire insieme una civilizzazione. Non so se circola ancora quel tipo di gioco, cioè bisognava sapersi coordinare. Aveva una serie di pregi, bisogna sapersi coordinare con gli altri giocatori, risolvere problemi, imparare a fare delle scelte. C'è scambio di informazioni, c'era scambio di CD, di riviste specializzate anche, insomma non è che sono tutti uguali, bisogna saper distinguere. E quindi si tratta anche di sistemi complessi, appunto, dove il giocatore per avanzare in una partita deve scambiare continuamente opinioni con gli altri, il che può rappresentare un modo per un adolescente di entrare nella comunità dei pari, che lo aiuta a gestire il passaggio dalla comunità familiare a quella sociale, così come c'è un passaggio nel mondo reale dalla comunità familiare a quella sociale, sia pure con altre modalità, perché poi bisogna stare attenti a non finire nel fenomeno degli Okimomori, e questi giapponesi, questi giovani giapponesi, pare che ce ne sia 500.000 in Giappone, che si sono talmente specializzati nel digitale, nel virtuale, nella rete, eccetera, eccetera, che hanno addirittura un lavoro in rete, cioè organizzano siti o fanno vari lavori in rete, che non riescono più a ritornare nel mondo reale, sono talmente gratificanti, trovano tutto lì, anche il sesso, cioè fanno sesso virtuale, e sono in genere tra i 25 e i 30 anni, a 35 anni anche, si chiudono nella loro stanzetta, nella loro postazione dove hanno tutte le tecnologie possibili, vivono lì. E una delle conseguenze è che poi non riescono più a interagire con le persone reali, perché appunto l'intelligenza sociale, che è molto importante, voi forse conoscerete Howard Gardner, che ci ha spiegato, ci ha illustrato le varie forme di intelligenza, tra cui anche quella sociale. È chiaro che in parte dipende da fattori genetici e così via, siamo animali sociali in linea di massima, tranne gli autistici proprio conclamati, ma se no in linea di massima siamo degli animali sociali, quindi abbiamo una spinta verso gli altri e così via, però questa spinta, questo bisogno di socialità va esercitata, se no resta ad uno stato primordiale, no? Va esercitata da quando? A partire dal nido, a partire dalla scuola materna e poi avanti. Se a un certo momento io la blocco, cioè mi chiudo in una stanzetta, trascinato, affascinato da queste tecnologie dove ho l'impressione di trovare tutto, eccetera, quel tipo di socialità può bloccarsi. E allora c'è questo fenomeno strano, però reale, di questi Hikikomori,
che già incominciamo a vedere qualche volta anche in Italia. A me sono capitati, lo dicevo anche ieri, 2 casi di ragazzi e di adolescenti 14-15 anni che non volevano più andare a scuola, ma la cosa più grave è che avevano tagliato i ponti con i loro amici del mondo reale, diciamo così, fuori da internet, fuori dalla rete e così via. Gli amici li avevano in rete, eccetera, e non avevano più la motivazione ad interagire, eccetera. Noi siamo intervenuti, io e i genitori siamo intervenuti in maniera drastica, non so quanto psicologica, però efficace sì, perché abbiamo tolto il computer semplicemente. I ragazzi hanno avuto una crisi di astinenza per qualche giorno, perché si può creare una vera e propria dipendenza. Hanno avuto crisi di astinenza per qualche giorno, seguiti, sorvegliati dai genitori, in un caso c'era anche una sorella maggiore che dava una mano, eccetera. E poi man mano sono ritornati a ricollegarsi anche col mondo reale e ad avere di nuovo rapporti con gli amici e così via. Quindi socializzazione sì, però teniamo presente che è una socializzazione di tipo diverso, che può anche creare dei problemi ecco, le chat e i gruppi di incontro, appunto, per molti ragazzi rappresenta una possibilità, però non c'è l'interazione vis-à-vis. Non tutti i videogiochi, l'ho detto, sono ripetitivi e violenti. Ecco, si possono fare degli ottimi lavori, per esempio nelle classi, a scuola, eccetera, collegare la classe con una classe di un altro paese e così via, qui rientra negli aspetti positivi. Si possono fare lavori originali, e poi internet è anche uno strumento di democrazia, cioè può essere, è sempre doppia faccia, diciamo, può anche essere il luogo in cui si trasmettono false notizie, falsi video e così via, può essere utilizzato in tanti modi diversi, però per esempio il caso di Wikileaks è emblematico. I governanti hanno sempre più difficoltà a tenere nascoste una serie di informazioni oggi, proprio perché esiste la rete, cioè in rete si possono anche sventare degli attacchi terroristici, come è già accaduto grazie all'azione di hackers di Anonymous. E naturalmente serve anche però per collegare i terroristi, capito? È a doppia faccia. Però c'è anche un rovescio della medaglia, naturalmente. Allora qui abbiamo visto i vantaggi, però ci sono anche i limiti. Internet è un'immensa biblioteca, non sempre però le informazioni in rete sono corrette. Chi non ha una preparazione sufficiente può fare confusione tra ciò che è importante e ciò che è irrilevante, tra ciò che è verosimile e ciò che è vero. Ecco, questa è una grandissima confusione che molti fanno. Una cosa può essere verosimile ma non vera, tra informazione corretta e opinione, ma questo anche la televisione spaccia per informazioni, continuamente opinioni di personaggi che compaiono sullo schermo, no? E poi tra comunicazione corretta e diffusione, anche qui c'è spesso una confusione. Siccome è molto diffusa una notizia, allora diventa vera, no? Siccome è diffusa deve essere per forza vera. Il nostro cervello ha delle defiance, il nostro cervello, se non ci imponiamo di seguire la logica in maniera rigorosa in alcuni momenti, ci può portare fuori strada, perché noi, diciamo, è molto impregnato di percezione e di emotività, quindi spesso ci porta fuori. Per esempio una di queste considerazioni sbagliate è appunto questa: ma siccome tutti ci credono, siccome è molto diffusa, per forza deve essere vera la cosa, per forza ci deve essere un nucleo di verità, se no non tutti crederebbero. Come mai tutti credono? E invece può essere completamente fasulla, insomma, ma e diventare vera proprio perché c'è l'impressione che tanti ci credano e quindi confermano quella. È quella che viene chiamata in psicologia sociale la riprova sociale. La riprova sociale. Se tanti ci credono vuol dire che è vero. Ma guardate che tante volte viene utilizzata. Non è possibile che sia falso perché ci credono in tanti. Vabbè, può darsi che sia così, può darsi anche che sia un'invenzione assoluta, come è già stato dimostrato, per esempio da Morin nel caso delle tratta delle bianche ad Orléans, non so, un caso degli anni 60 in cui
erano comparse nella città di Orléans il supermercato per la prima volta, che era una cosa eccezionale, che aveva impressionato tanta gente, e di lì era nata la diceria che veniva fatta la tratta delle bianche, cioè delle ragazzine, adolescenti, venivano irretite, violentate, eccetera. E si era diffuso in città e in parecchie parti della Francia questa idea, e molti erano sicuri di questo. C'era poi stato anche, è stata chiamata la polizia, eccetera, ma la cosa è andata avanti per mesi. Siccome si era diffusa questa voce, siccome tanti ci credevano, e allora doveva essere vera. Questo. Allora, vabbè, di qui la necessità poi invece di avere anche sempre un confronto con altre fonti. Poi c'è la questione del multitasking, e questo di fare contemporaneamente più cose. Anche questa è una questione problematica, diciamo, questa abitudine di svolgere più attività contemporaneamente può andare benissimo in certe situazioni, ma non in altre. Cioè i ragazzi sono molto veloci nel passare dal computer, cellulare, TV, iPad, eccetera, e sicuramente questo è apprezzabile, però può essere controproducente in altre situazioni quando si tratta invece di approfondire, cioè il rischio è l'approssimazione, il rischio è la mancanza appunto di riflessione, perché si possono fare più cose contemporaneamente quando i problemi sono semplici e non richiedono una particolare concentrazione, oppure quando già gli apprendimenti si sono consolidati. No? Per esempio guidando l'automobile io non ho più bisogno di pensare adesso faccio così, adesso faccio così, faccio contemporaneamente le cose, faccio meccanicamente le cose e anche contemporaneamente, cioè vedo il semaforo rosso, quindi premo il freno, eccetera, vedo, premo, ma perché sono apprendimenti ormai consolidati, e quindi invece diverso è di fronte a un problema nuovo, un problema complesso, che è difficile poi non fare degli errori, non confondersi se si è impegnati su più fronti, e questo è uno dei problemi a cui vanno incontro oggi parecchi ragazzini e che gli insegnanti notano. E gli psicologi sono anche preoccupati per gli studi che sono stati condotti in questo campo sull'effetto del multitasking sulle menti in via di sviluppo, perché i bambini rischiano di avere tempi di attenzione troppo brevi, cioè abituati a saltare, a saltabeccare da una cosa all'altra, a essere sollecitati in varie direzioni, rischiano poi di avere tempi di attenzione, e questo è uno delle cose che lamentano gli insegnanti oggi. È difficile farli concentrare, d'altronde loro sono abituati, per esempio quelli che stanno molto di fronte alla televisione, a questi spettacolini molto brevi, questi spot pubblicitari che ormai hanno invaso tutte le reti. Ognuno di questi è una piccola narrazione, c'è un inizio, uno svolgimento, una fine. Il finale, da un punto di vista psicologico, percettivo, emotivo, è una gratificazione. Si apre una narrazione, si svolge e si chiude. E loro si abituano a queste narrazioni molto brevi, a queste gratificazioni continue. In più poi in queste narrazioni spesso viene pubblicizzato un prodotto allettante. Quindi questo esercizio che loro fanno a casa loro, a forza di vedere questa, finisce che poi interferisce con attività scolastiche che invece richiederebbero un impegno superiore, cioè un lavoro lo inizio oggi, però lo porto a termine tra una settimana. Quindi devo avere anche questa capacità di pazientare, di programmare, di non volere tutto subito, di non volere vedere il risultato immediatamente e così via. Altrimenti posso fare solo lavori molto semplici, eccetera. Naturalmente però diverso è se in classe si usa il computer secondo un piano ben studiato, con dei tempi che consentono un lavoro accurato, eccetera, eccetera. L'età è importante, naturalmente, cioè un bambino di 11 anni è diverso da un bambino di 3 e così via, tant'è che per esempio in Inghilterra, dove avevano deciso e l'avevano fatto di mettere in parecchie scuole elementari già il computer su ogni tavolo, hanno fatto marcia indietro e li hanno tolti nella scuola elementare perché dopo aver avuto constatato
che non faceva bene a bambini di età inferiore di 9-10 anni già addentrarsi nel mondo virtuale, meglio che conoscano e simpatichiscano nel mondo reale. E il perché si capisce, perché i bambini hanno una mente concreta, il che significano, ma ce l'hanno detto in tanti, ce l'ha detto Piaget, ce l'ha detto la Montessori, ce l'ha detto Rousseau, ce l'ha detto tutti quelli della pedagogia attiva, eccetera, eccetera. Per poter imparare, per poter capire, devono poter toccare, manipolare, cioè attraverso i 5 sensi, cioè non basta soltanto vedere oppure muovere un dito, eccetera, devono poter spostarsi, muoversi, appunto non soltanto cliccare sul mouse, stare fermi, seduti o utilizzare delle icone, no? C'è anche il rischio poi di delegare agli altri una serie di operazioni, per esempio la lettura, il calcolo mentale, il disegno e così via. Sono tutte attività complesse che non è bene perdere completamente. Adesso non lo so se ho messo... Ecco, per esempio il disegno a mano, Cioè voi andando in rete potete prendere degli elementi e fare una composizione, anche bella, eccetera. Però partire da un foglio bianco e fare un disegno a mano è tutta un'altra cosa. Cioè metti in gioco delle attività completamente diverse. Allora quali sono? Capacità di isolare dei tratti o parti da un'entità complessa a 3 dimensioni, riprodurre questi tratti accuratamente in sole 2 dimensioni, relazionare logicamente gli uni agli altri e al tempo stesso muovere la mano sul foglio con attenzione e precisione. Allora questo non lo fai quando fai una composizione sullo schermo, prendi degli elementi già fatti, a parte poi il fatto della mettere in moto la propria immaginazione. Quando tu parti da un foglio completamente bianco ti devi immaginare qualcosa, oppure devi decidere di copiare qualcosa che tu vedi nella realtà. Poi vabbè, il disegno ha anche altri aspetti positivi, è una forma di linguaggio che risponde, il disegno spontaneo, che risponde a delle esigenze tue che ti vengono dall'interno, insomma, quindi non solo a sollecitazioni esterne. E così anche la scrittura. Noi siamo in un momento in cui molti sostengono che, dato che tutti hanno una tastiera ormai, è inutile scrivere a mano, no? Molti sono convinti di questo, ormai si passa alla tastiera, però anche qui il processo della scrittura a mano, adesso qui non c'è, vabbè non importa, che cosa comporta? Cioè lo scrivere le varie letterine richiede anche qui un controllo della mano, dell'occhio, del movimento, dello spazio. Le letterine sono difficili, cioè la F, la G, cioè poi il bambino deve muoversi tra alcune lettere inclinano verso destra, altre verso sinistra, alcune verso l'alto come l'H, la F, altre hanno una parte bassa e così via. Quindi c'è tutta un'operazione, un esercizio, diciamo, complesso, non è semplice. Appunto per questo poi ci mettono parecchio tempo prima di imparare a scrivere, che nella scrittura sulla tastiera non c'è, perché il bambino non deve scrivere le letterine. Per ogni letterina, qualunque forma abbia, basta premere con le dita e quindi non c'è tutto, quindi si perde completamente questo lavoro di precisione, di confronto, di lateralità e così via. Quindi prima di abolire qualcosa, poi uno può anche arrivare ad abolire la scrittura a mano, però prima di arrivare ad abolire almeno rendersi conto di che cosa comporta e che cosa eventualmente si può perdere. Allora, sì, va bene. Allora sarò rapida perché i bambini, vabbè, amano disegnare perché i movimenti della mano aiutano a strutturare la loro mente, ma anche nella scrittura, perché trasferire su un foglio un'immagine o un'idea che hanno in mente potenzia il loro pensiero, perché è una forma di linguaggio che consente loro di rappresentare vissuti, eccetera, eccetera. E poi naturalmente ci sono anche altri aspetti. Uno, quello che abbiamo detto, la dipendenza.
diciamo, uno può diventare dipendente, può sviluppare una serie di abitudini. Adesso stavo vedendo come tagliare un po'. Ecco, vabbè, questo non so se ci vogliamo parlare di questo aspetto certo, uno degli aspetti preoccupanti è anche questo, che in questo momento è molto diffuso, questa del cyberbullismo, dove si possono appunto mettere online messaggi volgari di tutti i tipi, insomma, quello che preoccupa di più è questo sexting, che è materiale a sfondo sessuale, che può essere anche prodotto dalla persona che lo mette in rete, ma magari pensava di mandarlo soltanto ad un amico e questo poi lo diffonde. Ci sono già stati casi di suicidio su questi. È utile sapere che gli obiettivi del bullo che diffonde in rete immagini che ridicolizzano oppure offendono la vittima lo fa anche per aumentare la propria popolarità. Ecco. Non so se voi vi ricordate del caso di Bollate, Bollate di 2 anni fa, no? Dove una ragazzina è stata picchiata, un adolescente di 16 anni credo, è stata picchiata da una sua coetanea per questioni di rivalità su un ragazzo. Questa, la bulla, cioè, l'ha aspettata fuori dalla scuola e ha cominciato a picchiarla. Intorno a loro c'erano i ragazzi della scuola, i compagni della ragazza picchiata, i quali guardavano e non intervenivano, come fanno spesso i testimoni del bullismo, che alla fine si divertono a vedere un'azione violenta. Perché? Perché la violenza è eccitante, perché la violenza ti anima la vita, ma anche per altri motivi, perché poi la ragazza picchiata si è spostata, sempre inseguita da quest'altra che alla fine l'ha anche buttata per terra, le ha fatto battere la testa, c'era un inizio di commozione cerebrale, l'hanno portata al pronto soccorso e così via, e i compagni a seguire e questa volta col telefonino per riprendere tutta la scena. Allora, se la cosa fosse avvenuta 20 anni fa, qualcuno forse sarebbe intervenuto, anche perché probabilmente questa ragazzina tra i compagni di scuola avrà degli amici, no? Qualcuno non sarà completamente isolata, eccetera. Nessuno è intervenuto e poi molti sono tornati a casa con il loro computer, no, anzi si fa subito con lo smartphone, non c'è bisogno di tornare a casa. E l'hanno messo in rete questa bella sequenza così divertente, perché poi per i ragazzi è divertente, e che ti dà la possibilità di ricevere tanti like, cioè gli amici. Quindi c'è anche una dimensione narcisistica, cioè il piacere di ricevere, come dire, l'approvazione di tante persone. Quindi ci sono vari elementi. Io non l'avevo capito, poi me lo sono fatto spiegare dai ragazzi, mi dico, ma insomma, come mai questi hanno fotografato, non sono intervenuti e cosa se ne fanno di queste fotografie? Ah, mi hanno spiegato, si mette in rete e questo, diciamo, attiva una serie di amici in rete, i quali per divertimento e per trascinamento, cioè senza stare a riflettere, ecco la velocità di cui si diceva prima, cioè questo eccesso di velocità che non ti consente di riflettere, quindi ti trascina e naturalmente a danno della vittima, la quale si sente umiliata, diciamo, perché questo tipo di bullismo, di cyberbullismo, finisce per essere peggiore del bullismo tradizionale, dove tu ti confronti con un bullo, con un gruppo di bulli, sai chi sono e puoi anche prendere delle misure, non so, per reagire, eccetera. Comunque sai qual è il nemico da combattere, ecco. Qui invece, oltre a quello che ha messo in rete, che è la causa prima, però ci sono tutti gli altri che sono anche loro responsabili e che diffondono queste immagini e quindi la vittima ha un fortissimo senso di impotenza. Ecco, le conseguenze sono più o meno gravi a seconda delle circostanze, sono un calo dell'autostima, un attentato alla propria identità personale, a volte anche familiare, perché magari possono essere messi in rete
dei segreti della famiglia della vittima, ansia, senso di vergogna, naturalmente anche depressione in alcuni casi, attacchi di panico per cui non vuole più uscire, e varie cose, tipo difficoltà scolastiche, eccetera, eccetera, insomma. Quindi c'è tutto. Che cosa bisogna fare? Naturalmente con i bambini la navigazione deve essere sempre assistita, il computer dovrebbe essere in una stanza comune, invece gli danno in mano lo smartphone. Ecco, questo è molto negativo, cioè, mentre gli adulti che lo regalano per il compleanno, per Natale, per la prima comunione, pensano di dargli, come dire, uno status symbol, no? Che poi il bambino esibisce anche con i compagni, quindi pensano che sia un fatto positivo, molti pensano che lo aiuta a crescere e così via, però poi per tutti i risvolti, pensate anche ai giochi d'azzardo, perché lì si trovano di tutto, ecco, questo è un po' il punto, posso trovare qualsiasi cosa, cioè molti ragazzini vengono iniziati al gioco d'azzardo attraverso lo smartphone, e poi tutta la pornografia che dilaga, cioè mentre prima la pornografia era confinata in alcuni giornaletti e tu dovevi andare dal giornalaio a chiedere quel giornaletto, la maggior parte dei ragazzi poi si vergognava, no, di queste cose, eccetera. Adesso la trovi facilmente. Poi ci sono anche i seduttori, quelli che cercano, appunto, ci sono già stati molti casi, insomma, di questi che con false identità anche cercano di sedurre, poi dopo danno appuntamenti al di fuori e così via, oppure riescono a strappare a una ragazzina ingenua e bisognosa di approvazioni sul suo fisico, soprattutto nella fase di passaggio dall'infanzia, no, nella prima adolescenza. Una ragazzina, ma anche un ragazzo, non sa se il suo fisico piace, non piace, se è regolare, se non è regolare, cioè ha bisogno di sentirselo dire, ha bisogno di approvazione, eccetera. Allora magari manda delle fotografie in, che ne so io, in déshabillé, eccetera, per essere ammirata e così via, e quell'altro ne approfitta e mette in rete per divertimento, perché poi c'è sempre questa cosa del divertimento, e quindi non mettersi dal punto di vista dell'altro. E quindi niente, si tratta, io sono di questo parere, è impossibile abolirli, cioè si può posticipare nel tempo, ecco, l'uso di queste tecnologie, darle in mano ai bambini, lasciargliele gestire da soli, eccetera, anche perché io ho visto cose disastrose, cioè ragazzini che sono finiti su siti pedopornografici, dove i bambini erano al centro non solo di sesso ma di violenza. Quindi potete capire a un bambino di 9 anni che effetto può avere sulla sua mente, sull'immagine della sessualità. Per cui molti lo considerano un vero e proprio abuso sessuale, come un abuso sessuale vero, praticamente la stessa cosa, ma addirittura può essere peggiore, perché là c'è una tale varietà di possibilità. Quindi il ragazzino vede questi prodotti fatti da adulti e dice: allora il sesso è questo, no? Si sente poi autorizzato a rifarlo, non solo, ma poi gli restano in mente una serie di immagini da cui per molti è difficile poi liberarsi. Bene, e quindi poi uno non può poi lamentarsi se poi ci sono certi eccessi e così via. E quindi molta attenzione e molta responsabilità da parte degli educatori, sia quelli in famiglia che quelli a scuola, e secondo me devono allearsi anche per mettere dei limiti. Per esempio in classe il telefonino non dovrebbe esserci, perché si fanno altre cose. E poi è anche molto negativo che un genitore voglia controllare, perché spesso i genitori danno queste tecnologie in mano ai figli per controllarli, perché sono pieni di paure, di insicurezze. Sono i genitori appunto che vanno curati per le loro paure, insicurezze, forse amplificati da questi media, perché se voi aprite la televisione trovate sempre
in qualsiasi ora un programma che parla di atrocità, di assassini e così via, eccetera. Forse probabilmente perché i genitori di alcune generazioni fa non erano così angosciati. Io sono sempre ritornata a casa a piedi da scuola, attraversando, già nell'elementare, attraversando tutta la città insieme agli amici, eccetera. Se arrivavamo più tardi a casa nessuno si preoccupava, perché sapevano che magari avevamo fatto un giro un po' più largo per accompagnare qualcuno. È vero che c'era un traffico diverso, però qui si potrebbe fare molto con gli amministratori locali, che possono benissimo agire sul traffico, ridurlo negli orari di scuola, in modo da consentire ai ragazzi di fare questa esperienza che è molto importante per la loro autonomia. Ma insomma, tornando ai telefonini, tornando ai telefonini, è anche sbagliato per un genitore tenere questo cordone ombelicale con ragazzini che ormai hanno 7, 8, 9 anni, che dovrebbero imparare ad essere autonomi, a gestirsi, eccetera, senza il controllo della mamma, no? Stai facendo il compito in classe, non so, oppure ti preparo la pasta col sugo, non so, cose di questo genere. No, e questa è iperprotezione non va bene, insomma, perché non aiuta i bambini a imparare a gestirsi, eccetera. Quindi sono tanti gli aspetti, è una tecnologia formidabile, va bene, di cui non possiamo più fare a meno, che però bisogna imparare a gestirla, e la gestione va fatta in rapporto all'età dei ragazzini. Quindi c'è anche una differenza grossa a seconda delle età. Io mi fermo qui. Grazie.